Un atto vile, solo così può essere definito il furto avvenuto nella notte tra sabato e domenica nella sede padovana di Sport in Veneto, l'associazione che dal 2011 costruisce percorsi di autonomia e inclusione per ragazzi con disabilità. Il ladro, entrato forzando una porta sul retro della palazzina di Via Montà, ha rovistato ovunque, uffici, scrivanie, piccoli lavoretti gettati a terra. Il bottino appena 100 euro tolti dalla cassettina che serve per le spese delle attività. Molto, molto spiacevole, perché noi è la prima volta che ci succede una cosa del genere. Noi lavoriamo per i nostri ragazzi, per cercare di fare inclusione, per cercare di attività sportive, per farli stare insieme nei momenti di divertimento, poi per fare un po' di cucina, però dopo ti trovi con queste situazioni dove una persona entra, ti metti tutto in subbuglio e c'è molta rabbia e molta tristezza per queste cose. Ma il danno più grande non è economico, è la ferita lasciata in un luogo che rappresenta sicurezza, fiducia e quotidianità per una trentina di persone tra i 12 e i 55 anni. In genere loro mettono i loro 2 euro simbolici per fare la spesa, vanno qui a fianco, fanno la spesa e con 2 euro domani, 2 euro a testa, domani l'olio, l'olio, ci serve la pasta, il sugo. Non bastano, ci servivano quei pochi soldi che erano di fondo cassa per poter fare la spesa per loro, insomma. Domani ai ragazzi dovrò dire, ragazzi, grazie dei vostri 2 euro, loro li mettono perché devono essere educati, che tutto non è, però non bastano. I ladri ci hanno rubato tutti i vostri soldini che erano qui. Ad essere colpita anche la sede della Fondazione Hope Ucraina, l'associazione ubicata nello stesso stabile che coordina le risorse umanitarie nelle terre del conflitto, si ritrova ora senza computer, documenti e perfino le letterine destinate ai bambini ucraini. Il dispiacere è profondo, ma la tenacia dei ragazzi e dei volontari di Sport in Veneto non si ferma qui. Sotto Natale faremo i banchetti, il primo sarà il 29 di novembre e poi via via le domeniche, anzi i sabati. Ci troverete in Piazza delle Erbe, venite, comprate qualcosa dai nostri ragazzi perché loro ci tengono tanto.